Ci mancava solo il fuoco amico contro l'autonomia. Hanno provato di tutto dal 22 ottobre del 2017 per fermarla. Non ci sono riusciti perché recentemente il DDL Calderoli è diventato legge, una legge promulgata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quindi nell'alveo della Costituzione. Hanno raccolto le firme per abrogare questa legge con un referendum che potrebbe anche non essere legittimato dalla Corte Costituzionale, potrebbe non esserci l'ammissibilità e quindi c'è ancora l'incognita della consulta e c'è anche l'incognita del quorum che potrebbe non essere raggiunto. Ma intanto fanno di tutto per impedire che l'autonomia decolli concretamente. C'è stato l'incontro dei governatori con il ministro Calderoli, in Veneto Luca Zaia ha voluto partire dalla protezione civile, una delle competenze non leppabili, è subito saltato su il ministro dell'ambiente e della protezione civile Musumeci che dice no, sono cose mie, non le toccate. Poi Antonio Tajani a sua volta contro la competenza del commercio con l'estero, no, dice no, sono fatti miei, non vi avvicinate. E poi ci mancava solo il ministro degli interni Piantedosi che sulla competenza riguardante la gestione dei vigili del fuoco ha detto no, questa serve allo Stato, va gestita dallo Stato, non dalle regioni. Quindi a dimostrazione che non c'è l'interesse del Paese nel loro animo, no, ci sono solo i loro interessi, possono essere di potere, che temono sottrazione di potere, o possono essere così più meramente strumentali interessi di ordine politico ed elettorale, dar comunque sempre contro il nemico, demolire l'avversario a prescindere da quello che può essere lo scopo del Paese. Quindi siamo alle solite, ma le battaglie bisogna portarle avanti, vincerle fino all'ultima goccia di sangue. Noi inviteremo, se dovesse esserci il referendum per l'abrogazione della legge sull'autonomia, gli elettori del Veneto a non andare a votare per far fallire questo referendum, perché non va calpestata la dignità, la volontà, la scelta di un popolo. 2.400.000 veneti sono andati a votare e non possono essere traditi in questo modo, anche dal fuoco amico, anche dai ministri che fanno parte di quella coalizione che l'autonomia l'ha firmata con un contratto che ha riguardato tutti gli alleati della maggioranza. Oggi abbiamo celebrato insieme a migliaia di persone con la nostra diretta la scomparsa di Sammy Basso. Abbiamo reso anche noi l'estremo saluto ad un grande piccolo uomo alla quale dovrebbero guardare anche i politici, non tanto per la trasparenza, l'onestà, la sensibilità, l'altruismo che Sammy Basso ha saputo dimostrare nonostante la grave patologia da cui è affetto, ma per la coerenza, per portare alla fine i lavori che vengono intrapresi. Questo è un paese con una politica che blocca tutto, che tarpa le ali a chi vuole volare. Guardate Sammy Basso, ce l'ha fatta da solo, con le proprie forze, in silenzio, col sorriso. Politici, fate, smettetela di chiacchierare, soprattutto sull'autonomia.